Nel 181 a.C. il Senato di Roma decise di fondare in questo luogo una colonia romana per fermare l'ingresso di popoli provenienti da est e per contenere le popolazioni celtiche che, sempre più numerose, stavano scendendo dalle montagne. Per fondare un nuovo insediamento, allora, era necessario un folto gruppo di soldati che fortificassero e difendessero il luogo prescelto e un numero considerevole di coloni con famiglie, attrezzi ed armenti che occupassero fisicamente il territorio e potessero nutrire le truppe impegnate nella difesa e nell'organizzazione della colonia stessa. Agli ordini dei triumviri Publio Scipione Nasica, Gaio Flaminio e Lucio Manlio Acidino venne inviata ad Aquileia una colonia latina formata da 3.000 fanti e quanti centurioni e cavalieri si addicevano a un simile numero, insieme alle loro famiglie. A questi il Senato ordinò che venissero consegnati 50 iugeri di terra ad ogni fante, 100 ad ogni centurione e 150 ad ogni cavaliere, che corrispondono rispettivamente a 12,5, 25 e 40 ettari. Il territorio della colonia di Aquileia a questo punto diventò vastissimo, un'estensione unica per quel tempo. Una decina di anni dopo, nel 169 a.C., vennero inviate ad Aquileia altre 1.500 famiglie. In circa 80 anni giunsero ad Aquileia 5.000 famiglie composte da 20.000, forse 30.000 persone provenienti dalla zona centrale dell'Italia di allora e che sappiamo essere popolata da allevatori e pastori, ed essi giunsero con il loro bestiame. A seguito di questo poderoso insediamento si procedette poi alla fondazione della città di Aquileia, che avvenne attorno all'anno 100 a.C., e nel museo viene conservata una epigrafe che ricorda il tracciamento del Sulcus Primigenius. Questi coloni erano Sanniti, Pelini, Marsi, Equi, Sabini, e tutti insieme fondarono la nuova città che fu chiamata Aquileia. Gli ingegneri romani bonificarono il territorio, le paludi vennero prosciugate e l'acqua incanalata verso il mare. Allargarono fino a 48 metri il canale che da grado permetteva alle chiatte di giungere al porto della nuova città. Lastricarono comode strade per collegare Aquileia al resto del mondo, seguendo le direzioni del Cardo, nord-sud, e del Decumano, est-ovest. Ma prima di tutto furono interrogati gli dei, per sapere se questo insediamento sarebbe stato Fausto, e per questo furono chiamati gli auguri, che diedero il loro responso rispettando un procedimento molto ben disciplinato. All'alba del giorno designato ed in assoluto silenzio, gli auguri si posizionarono nell'auguraculum, il piccolo spazio recintato quadrangolare dotato di un'unica entrata e posto in cima a un'altura. Al centro di questo spazio, cintato, vennero innalzati i muri perimetrali in una capanna, con all'interno un sedile in pietra su cui si sedettero questi uomini sapienti. Da quella posizione essi tracciarono con il lituo, bastone ricurvo, segno del loro compito, uno spazio celeste immaginario, suddiviso in 4 porzioni orientate nord-sud ed est-ovest, chiamato templum, e procedettero con l'osservazione, badando alla provenienza e alla direzione del volo degli uccelli che sarebbero apparsi nello spazio delimitato.
Gli auguri erano estremamente attenti e concentrati perché qualsiasi rumore, la caduta di un oggetto, lo squittio di un topo o semplicemente un loro errore nel recitare la formula avrebbe annullato gli effetti del consulto. Con molta attenzione esaminarono non solo il volo, ma anche la specie degli uccelli in questione, perché gli alites, sono avvoltoio, aquila, falco per esempio, esprimevano segnali attraverso il volo ed era importante considerare la regione in cui comparivano, l'altezza e le tipologie di volo, nonché il luogo in cui si posavano. Invece gli oshines, corvo, cornacchia, gufo, davano segni attraverso il richiamo e se ne valutava il tono, la direzione del suono e la frequenza. In entrambi i gruppi esisteva una gerarchia tra gli uccelli, tra cui l'aquila e il picus, il picchio, assicuravano gli auspici più significativi e si racconta che quel giorno il segno giunse e Aquileia fu fondata sotto il volo concentrico di un'aquila bianca. Venne quindi scavata una fossa circolare nel punto ove le due strade principali, il Cardo e il Decumano, si incontravano, formando un angolo retto. Questo profondo foro era chiamato Mundus. Al suo interno, con una celebrazione molto potente, vennero interrati alcuni simboli religiosi che avrebbero dovuto assicurare alla futura città benessere, prosperità, pace e giustizia. In particolare, i tre triumviri fondatori vi gettarono una zolla di terra portata dal loro luogo di provenienza e lo stesso fecero dopo di loro gli altri patres familias, che composero le grandi carovane dei coloni che partirono a più riprese dal centro Italia. Solo dopo, per mezzo di un aratro trainato da un toro sempre aggiogato all'esterno della coppia e da una vacca interamente bianchi, venne tracciato un solco di confine che delimitava il territorio della città e questo solco venne realizzato camminando in senso antiorario. Il confine venne scavato avendo cura che le zolle di terra ricadessero all'interno dell'area cittadina. I riti proseguirono per diversi giorni per poter estendere i benefici propri del Mundus all'intero territorio della città, rendendolo in tal modo consacrato agli dei prescelti. Poiché non fu possibile costruire subito le mura di difesa seguendo il primo tracciato, venne realizzato un secondo solco parallelo al primo. La striscia di terra compresa tra il primo e il secondo era il pomerium vero e proprio. In questo territorio i sacerdoti confinarono gli spettri, i fantasmi, le larve, i demoni delle malattie e gli spiriti della guerra, della fame, delle pestilenze e tutto ciò che poteva essere ricondotto a situazioni negative per la città e per i suoi abitanti. In questo spazio, delimitato dai solchi, non si poteva costruire, non si poteva abitare, non si poteva coltivare e né si poteva passare. Era l'area consacrata esclusivamente agli dei protettori della città, che avrebbero dovuto proteggere questo recinto e di conseguenza anche tutto ciò che si trovava al suo interno. Le porte erano infatti escluse dal pomerium perché l'aratro veniva sollevato per tutta l'ampiezza delle vie d'ingresso. Da allora la città di Aquileia crebbe e vide sorgere grandi strutture e costruzioni come il foro, l'anfiteatro, i grandi magazzini del porto fluviale e poi le terme, il circo massimo. Templi sorsero e poi vari luoghi di incontro, svago, abitazioni, case, le ville dei ricchi mercanti. Furono tracciate strade, le campagne e i territori furono bonificati e poi centuriati per distribuire i campi alle famiglie di soldati e centurioni romani.
Ai moli del porto di Grado attraccavano moltissime navi provenienti dal Mediterraneo con molti prodotti, alcuni lavorati e altri grezzi e naturali come olio, uva, viti, miele, anfore di allume, un sale minerale capace di contrastare gli odori, usato per la concia delle pelli e per fissare i colori ai tessuti, oltre a rendere resistenti al fuoco tessuti e legno. Dalle grandi navi le merci venivano caricate sulle chiatte e inviate al porto fluviale attraverso canali navigabili. Le chiatte erano trainate da cavalli, asini o buoi che camminavano per qualche chilometro lungo le sponde del canale appositamente scavato ed in cui scorrevano le acque del Natiso cum Turro. Sulle banchine del porto di Aquileia si incontravano uomini e donne provenienti da ogni dove, come frigi, etruschi, egiziani, siculi, greci, vichinghi, galli, cinesi, tocari dell'importante città-stato di Cuccia, fondamentale stazione di posta lungo la via della seta, sciti, daci, italici, che fra loro scambiavano merci e anche lingue, scienze, religioni, tecnologie, filosofie, architetture e tanti altri elementi di civiltà e conoscenza. Dal 57 al 52 a.C., mentre combatteva le guerre in Gallia, Caio Giulio Cesare trascorse gli inverni ad Aquileia insieme alle sue legioni, che durante le stagioni fredde di quegli anni si accamparono intorno alle mura e questo rese Aquileia ancora più famosa e sicura. Gli anni trascorsero veloci e la città continuò a crescere grazie agli scambi, ai commerci ed ai tanti traffici che la videro diventare sempre più importante.